ultimi 180 minuti della stagione. Licata ha già messo in cassaforte la salvezza diretta 2 settimane fa dopo la vittoria interna contro il Ragusa. Castrovillari, che è l'avversario della 37esima giornata del campionato nazionale Serie D girone I, invece dalla domenica scorsa ha salutato in maniera matematica il campionato con la retrocessione in eccellenza dopo il pari interno con il Portici. Dunque quest'oggi, amici sportivi, dal Saraceno di Ravanusa, una gara che avrà ben poco da dire dal punto di vista delle motivazioni, in quanto entrambe le squadre non hanno più la possibilità di migliorare quanto fatto in stagione, ma quantomeno si dovrà onorare il campionato. Recupera il pallone, poi alza la gamba alta Coris, ma non c'è fallo. Attenzione al pallone che arriva a Minacori, arriva il tiro, il gol di Rotulo. Lo abbiamo appena detto, 7 gol in stagione, miglior ruolino personale per lui. Raggiunge adesso quota 8, cambia il risultato al minuto 8 del primo tempo. Licata 1, Castrovillari 0, ha segnato Riccardo Rotulo. Una puntare o Proiesco in 1 contro 1, vertice sinistro, lato corto dell'aria, il cross in mezzo, non ci arriva veramente per un'inezia Abercon. Castrovillari, quindi un pallone buono che filtra per Rotulo. Siamo nella 3/4 del Castrovillari, prova l'apertura verso Minacori, l'anticipo di Opriesco, però poi di fatto appoggia a Lanza, prova a caricare il sinistro centrale, ci ha provato Matteo Lanza, fa filtrare un buon pallone per Abercon, si propone di fatta al limite, pallone che viene non bloccato da Aprile, che adesso arriva a Lanza, il gol! Il raddoppio del Licata, ha segnato Matteo Lanza, una bella azione nata dalla destra e conclusa a sinistra con il gioco di Scopelliti che ha liberato Abercon, poi Abercon ha servito di fatta, che non è riuscito in primo momento a superare il portiere, è arrivato a dar manforte Lanza, che poi si è trovato la porta sguarnita, butta nello spazio Rotulo, lo vede Minacori, sì, c'è il break del Licata, una transizione interessante con Rotulo mette la palla sul destro, vede l'arrivo di Minacori che la incrocia a palo, Abercon sbaglia un gol già fatto. Abercon sbaglia un gol da 1 metro, forse non credeva nemmeno. Francia, vediamo il buon gioco su Izzico, ancora Francia, allarga bene a destra per Scopelliti, mette un pallone in mezzo di testa, la doppietta di Riccardo Rotulo che ha piegato i guantoni di Aprile, quindi al minuto 26 arriva la 9ª rete in campionato di Riccardo Rotulo. Del fuorigioco da Rotulo, Minacori, lato corto dell'area, le finte su Dimitrov, Minacori arriva da Di Fatta, si immola D'Amore, salva l'eventuale gol del 4-0. Di Fatta era andato Rigo Izzico, di prima Dimitrov, pallone sempre per l'argentino, affrontato da Rotulo, resiste, poi il cross e c'è il gol, scavalcato Perkons da questa conclusione beffarda di Izzico, però c'è l'anticipo di Cosenza, Coris in posizione regolare, trova la sfera Andreassi al limite, Andreassi il tiro, stavolta Perkons si abbassa bene e blocca. In porta 10 minuti della ripresa, 3-1 tra Licata e Castrovillari. Cosenza scavalca la barriera, stavolta Perkons ci mette i pugni e manda in calcio d'angolo il primo per il Castrovillari. Le parti di Cosenza, D'Amore, Andreassi scappa via Scopelliti, poi prova il tiro a giro che non va lontanissimo dal bersaglio grosso. Nessun calciatore del Licata che si propone, la recupera Cosenza, sfera a Coris, si prova a girarsi, palla sul destro, Perkons con i pugni dice no. Poi il rinvio di Lanza, alla transizione, velocissimo Saito, prova a servire Minacori. Poi attenzione, scivola il portiere Minacori, gli ruba il pallone, Minacori cade giù, non c'è niente. Non c'è nulla, con la porta sguarnita Minacori. Il fischio di Tedesco, parte Coris di potenza, la smanaccia Perkons. Di Candilio, la recupera il Licata. Currò, regolare la posizione di Saito, attenzione al Licata, azione molto pericolosa, Saito traversa, palla che non entra, ancora Saito a porta vuota, sbaglia
E anche questa volta il Licata non è fortunato, altro legno, la libera Cannino, fischietta in bocca, triplice fischio, game over al Saraceno, il Licata batte 3-1 il Castrovillari e saluta il proprio pubblico con una vittoria non tanto importante ai fini della classifica, ma che regala l'ultima gioia casalinga della stagione al Licata, che va a buona 43 punti.